Italia dei Valori nuovamente in piazza per stare a fianco dei cittadini e per debellare una piaga del nostro paese. Il gioco d'azzardo di Stato è una piaga straordinaria. In un paese dove il debito pubblico è il più alto d'Europa, ci sono le giocate più alte d'Europa. La dimostrazione che il gioco non è un gioco del divertimento, ma un gioco della disperazione. Si gioca di più nelle zone più depresse del paese. È il gioco di chi spera di cambiare vita vendendo anche le proprie povere cose e non dando da mangiare alla famiglia. C'è la criminalità organizzata che è interessata, uno Stato che non lotta alla criminalità organizzata, che non lotta all'evasione, che preferisce non lottare la corruzione, ma al contrario prendere dalle tasche dei cittadini attraverso il gioco, non è uno Stato che si deve rispettare. È per questo che noi siamo in Cassazione per presentare un disegno di legge di iniziativa popolare e scendere in piazza per dire basta alle slot machine, basta ai giochi online che impoveriscono i cittadini. I dati sono drammatici in questo momento. 100 miliardi presi dalle tasche degli italiani, immaginate 4 miliardi è l'IMU e la gente non la può pagare e nel frattempo 100 miliardi vengono sottratti coi giochi. E aggiungo, sono drammatici anche i dati di chi è dipendente da ludopatia. È la droga del nuovo millennio, è la droga del nostro secolo. I soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti in questo momento in Italia sono 520.000. I soggetti dipendenti dal gioco d'azzardo di Stato sono 800.000. 2 milioni a rischio. Capite che significa? È un dramma sociale straordinario ed è per questo motivo che l'Italia dei Valori inizierà dal 1° agosto nuovamente tra la gente nelle piazze a raccogliere le firme per fare in modo che uno Stato non sottragga più ai cittadini, ma che rimangano i soldi alle famiglie per poter andare avanti e arrivare a fine mese. Basta finanziare lo Stato, basta finanziare la criminalità organizzata.